Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Nuova tragedia sul lavoro a Scordia, il titolare di un'azienda edile cade da un ponteggio e muore durante una ristrutturazione in uno stabile a 2 piani. A Casteltermini, nell'Agrigentino, è mistero sulla morte di una donna trovata carbonizzata nella sua villetta, distrutta dalle fiamme. La vittima viveva da sola con i cani. Augusta ricorda il decennale dello spaventoso naufragio dei migranti nel canale di Sicilia, 1000 i morti. Messaggio di Mattarella: la nostra civiltà ci impedisce di restare indifferenti. A Ragusa, nuovo caso di mala sanità, una paziente costretta ad attendere 8 mesi un'ecografia per una sospetta patologia alla tiroide. La denuncia del Comitato Civico, articolo 32. Catania, nel parcheggio della metro, alla fermata Milo tra Borgo e Nesima, da giorni gli utenti segnalano una copiosa perdita d'acqua. Poco distante però resta secco la fontana monumentale del Tondo Gioeni. Grandi arrivi di turisti per il Ponte di Pasqua in Sicilia, rientra il Sicilia Express, il treno dei pendolari che studiano e lavorano al nord, rimasti appiedati a causa del caro voli. Calcio, colpo di scena in casa Messina, esonerato il tecnico Banchieri, il Catania segna 4 gol al Modica nel test che è chiuso la settimana di lavoro. Lunedì i rossazzurri penseranno all'ultima partita di campionato contro il Potenza. Ancora, buonasera, lo avete sentito dai titoli, ancora un incidente mortale sul lavoro, questa volta a Scordia, dove il titolare di un'impresa edile muore cadendo da un ponteggio di una palazzina a 2 piani mentre eseguiva i lavori di ristrutturazione. Il servizio. Tragedia a Scordia, incontrata a Petraro, a pochi chilometri dalla zona industriale. Il titolare di un'impresa edile, Nunzio Mazzone, 64 anni, ha perso la vita dopo essere caduto dal ponteggio di una palazzina privata a 2 piani mentre eseguiva dei lavori di ristrutturazione. Il volo di circa 6 metri non ha lasciato scampo al povero muratore, per cui si sono rivelati inutili i soccorsi del 118 e l'arrivo dell'elisoccorso. Oltre ai carabinieri sono arrivati il medico legale, la dottoressa Francesca Berlic e gli ispettori del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'ASP di Catania, che hanno eseguito i rilievi per accertare se fossero state rispettate tutte le norme di sicurezza. Dall'inizio dell'anno le morti bianche nella nostra regione sono più di 10. In un post il sindaco di Scordia, Francesco Barchitta, esprime cordoglio per la tragica morte di Nunzio Mazzone, da tutti definito come persona buona, rispettosa e grande amico di tutti. Mistero e inquietudini a Casteltermini, un comune della provincia di Agrigento. All'interno di una villetta, all'ingresso del paese, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo carbonizzato di una donna di 68 anni che viveva da sola con i suoi cani. Il servizio di Davide Sardo. Un mistero fitto e inquietante scuote Casteltermini, piccolo comune dell'entroterra agrigentino. All'interno di questa villetta, all'ingresso del paese, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo carbonizzato di una donna. È Filomena De Marco, 68 anni, che viveva da sola con i suoi cani. A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa, insospettiti dal denso fumo che fuoriusciva dall'abitazione della pensionata. Le fiamme sono state domate, ma la scoperta del cadavere ha aperto scenari drammatici. La Procura della Repubblica di Agrigento ha avviato un'indagine. Carabinieri e inquirenti mantengono il massimo riservo. Gli accertamenti sono in corso e si attendono gli esiti dell'autopsia, che saranno fondamentali per chiarire le cause della morte. Se dovessero emergere ferite o tracce di violenza, l'indagine si orienterebbe verso l'omicidio. Non si esclude il movente della rapina, approfittando dell'isolamento della donna. Forse Filomena De Marco ha sorpreso qualcuno in casa, forse ha reagito, oppure si è trattato di un'aggressione mirata con un preciso movente. Resta anche l'ipotesi che il fuoco si sia appiccato dolosamente per cancellare prove e depistare le indagini. Interrogativi che per ora restano senza risposta. Gli inquirenti lavorano senza sosta per fare luce sul caso.
Vi segnaliamo degli scontri avvenuti oggi pomeriggio tra tifosi rosanero della Curva Nord e tifosi della Curva Sud a Palermo. La prima rissa è scoppiata in via Simoncini Scaglione davanti a una delle attività dei bambini al centro Padre Nostro. I tifosi della Curva Nord, accompagnati dal presidente della seconda circoscrizione Giuseppe Federico, avevano intenzione di consegnare delle uova di Pasqua ai bambini del centro. Nella stessa zona però c'è un altro club, quello dei tifosi della Curva Sud. Tra i due gruppi ci sono scattati prima diverbi e poi diversi scontri. Poco dopo i gruppi si sono spostati in via Brancaccio, proprio davanti alla sede del centro Padre Nostro di Don Pino Puglisi. C'è chi racconta che si sono spuntati anche dei coltelli, delle mazze, insomma almeno due di questi tifosi sarebbero finiti in ospedale al Bocchiere La Ferla e sono in corso le indagini da parte della polizia per risalire agli autori dello scontro. Adesso ci occupiamo del reddito di povertà. A richiedere il sussidio sono stati 97.000 siciliani, ma non tutti riceveranno i soldi. I fondi istituiti dal governo regionale non bastano per tutti. Il servizio di Marco Gullà. È una Sicilia che ancora soffre la povertà. La nuova radiografia che arriva dai dati delle domande per il reddito di povertà certifica proprio questo. A chiedere il sussidio sono stati circa 97.000 siciliani, tantissimi, anzi troppi, rispetto al budget che il governo Schifani ha stanziato alla fine del 2024 per erogare il contributo una tantum. La maggior parte delle richieste non verrà quindi esaudita. Per approvare tutte le domande servirebbero più o meno 250 milioni di euro, soldi che la Regione non ha. Dunque, sempre secondo i primi sommari calcoli, con i 30 milioni disponibili potrebbero essere finanziate circa 11.000 domande. Tantissime domande, infatti, sono arrivate dai quartieri popolari di Palermo, come lo Sperone. Verranno bocciate, non potranno essere esaudite per come è necessario, perché i fondi sono quelli che sono. Quello che abbiamo detto sin dall'inizio, come parrocchia siamo stati chiari, ed è bellissima l'idea del Presidente di sostenere le famiglie, ma questa misura non può essere sufficiente purtroppo per i numeri che viviamo ogni giorno nelle realtà locali. L'allarme riguarda anche chi, fino a qualche anno fa, faceva parte della cosiddetta middle class. Noi abbiamo adesso il povero di sempre che, bene o male, non è più morto di fame del tutto, riesce a sopravvivere grazie a quei piccoli sussidi che ci sono. Dall'altro lato la fascia media si è impoverita e questo è un grossissimo problema, perché aumentano le richieste anche alla nostra Caritas, per esempio. Tanta gente chiede la visita medica, il ticket, perché magari lavora, ha le 1.000 euro al mese, ma non bastano per vivere, allora il ticket di 50-70 euro per l'esame straordinario diventa un problema. Sono passati 10 anni dalla più grande tragedia del mare, il ricordo dei 1.000 migranti morti nelle acque del Canale Sicilia, il relitto dell'imbarcazione nella nuova darsena di Augusta in attesa del Giardino della Memoria. Il presidente Mattarella è intervenuto oggi proprio in ricordo di questa tragedia e dice: la nostra civiltà ci impedisce di voltare le spalle. Il servizio di Francesco Aloi. Da quella tragica notte sono passati 10 anni. Era il 2015 quando più di 1.000 migranti persero la vita in mare, a 200 chilometri da Lampedusa. Erano partiti dall'Africa in cerca di un futuro migliore, ma su questo barcone esposto ad Augusta quasi tutti hanno trovato la morte. Mai più non deve restare solo una parola d'ordine che si dice in queste occasioni, ma deve diventare davvero una concreta azione di riparazione. Nel fare memoria rinnoviamo l'apprezzamento per l'opera di soccorso da parte delle navi italiane, che sono riuscite in condizioni estreme a salvare vite, rispettando quanto impone la legge del mare. Sono le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che aggiunge: è la nostra civiltà a impedirci di voltare le spalle, di restare indifferenti, di smarrire quel sentimento di umanità che è radice dei nostri valori. E a ricordare sono anche i più giovani. Siamo qui appunto perché è importante ricordare, perché tragedie come questa non si ripetano mai più. La nuova darsena di Augusta come un luogo della memoria. Qui si trova il relitto che non fu distrutto proprio per non dimenticare mai quanto accaduto. Tutto in attesa di un luogo più adatto, un giardino della memoria. Che sia libero e accessibile, in cui chiunque possa venire, dire una preghiera, un pensiero, una riflessione. Perché anche il ricordo, come
come dice il presidente della Croce Rossa Italiana Valastro, è un modo per restituire dignità alle vittime. E adesso un altro caso di malasanità che ci racconta la cronaca, questa volta arriva da Ragusa, 8 mesi per una ecografia per una sospetta patologia alla tiroide. Lo denuncia il comitato articolo 32 che chiede anche un'indagine ispettiva. Veronica Barbarino. Attese troppo lunghe per una visita, appuntamenti fissati dall'ASP di Ragusa ben oltre l'urgenza indicata sulla ricetta medica. Lo denuncia ancora una volta il Comitato Civico articolo 32, ora in difesa di una donna ragusana di 75 anni che necessita di un'ecografia del capo e del collo per una sospetta patologia tiroidea. Era il 17 aprile quando il medico di famiglia ha prescritto che l'indagine strumentale avvenisse entro 10 giorni. A fronte della richiesta, l'azienda sanitaria ha fissato un appuntamento dopo 8 mesi. Le continue dichiarazioni di riduzione delle liste di attesa ci appaiono come semplici slogan pubblicitari. È necessario che si arrivi ad una iniziativa ispettiva da parte di un soggetto indipendente, quindi non legato ai soggetti politici che hanno nominato i manager, affinché si arrivi ad una valutazione complessiva delle criticità nell'ambito dell'azienda sanitaria. Certo che le richieste siano di gran lunga superiori rispetto all'offerta, dall'ASP ragusana al caso in questione rispondono che trattandosi di un primo accesso è possibile presentare l'istanza per i percorsi di tutela che permettono di svolgere le prestazioni, dopo aver appurato l'appropriatezza della richiesta, entro i tempi istituzionali sanciti dal livello di priorità. Adesso torniamo sulla storia, al lieto fine del caso di Casa 21. Il ladro, mosso dai sensi di colpa, si scusa, restituisce parte della refultiva e allora interviene il sociologo che conferma ancora una volta l'importanza dei messaggi attraverso la TV e i social, l'importanza soprattutto delle denunce. Il servizio di Tonino De Mano. Arsenio Lupin, ladro gentiluomo o ladro con sensi di colpa. Fatto sta che il risalto mediatico e l'ondata di indignazione per la vile eruzione a Casa 21 nel quartiere di Piganello ha scosso le coscienze. Non era stato un furto qualsiasi. Ignoti avevano sottratto decine di colombe realizzate da ragazzi con sindrome di Down il cui ricavato sarebbe servito per autofinanziare progetti di inclusione. In poche ore la notizia è rimbalzata sui social e in TV. Questo era l'appello del presidente del secondo municipio Carnazza. Si ravvedano questi indegni, questi esseri inutili che hanno compiuto questo vile gesto. Un messaggio diretto e senza fronzoli che sottolinea l'importanza e il ruolo dei mezzi di comunicazione. Ovviamente creando una situazione ibrida di opinione pubblica circostante, opinione pubblica digitale, si crea un vero e proprio ecosistema sociale e digitale per cui non possiamo non prendere in considerazione quello che accade non solo nella vita di tutti i giorni ma anche all'interno delle piattaforme digitali che noi utilizziamo. Pressione dell'opinione pubblica e non solo. Questa storia racconta il potere dei mezzi digitali con cui noi ci troviamo immersi, che sono da un lato strumento per accedere alle informazioni intorno a noi, ma soprattutto anche un modo per vivere in maniera diversa l'ambiente sociale a noi circostante. A Casa 21 è tornato il sereno per tutti. Sarà una buona Pasqua. Adesso guardate queste immagini che arrivano dal parcheggio della metropolitana di Catania nella fermata di Milo tra il Borgo e il Tondogeni. Si tratta di una copiosa perdita d'acqua, un guasto che è lì da diversi giorni e di cui nessuno sembra accorgersene. Il servizio. L'acqua zampilla ed è stata realizzata senza spendere un euro. Niente passerelle per l'inaugurazione. Il parcheggio della metropolitana di Milo ha una nuova fontana con improvvisati giochi d'acqua. Eccola in tutto il suo splendore sotto lo sguardo stupito dei passanti. Scherzi a parte, gli schizzi derivano da una copiosa perdita dal sistema di irrigazione delle aiuole, tra l'altro invase da rifiuti e cartacce. Da 10 giorni c'è questa perdita di acqua che mi sembra assurdo nessuno abbia segnalato. Peraltro il giorno che è iniziata c'era
c'erano anche dei vigili qua che stavano facendo le multe alle macchine giustamente messe fuori dagli stalli, una perdita importante in un momento in cui tra l'altro la Sicilia è a secco. Uno spreco di acqua non indifferente, che la cosa mi sembra alquanto scorretta e nessuno si prende la briga di poterla sistemare, perché magari è da tanti giorni, visto che io posteggio tutte le mattine qui, è sempre là, però è bella, diciamo. Per fortuna l'acqua defluisce, altrimenti oltre alla fontana avremmo anche un caratteristico laghetto. In compenso continua a restare a secco la fontana di Tondo Gioeni. Ad esempio la fontana del Tondo Gioeni, che è già stata segnalata più volte anche da voi se non sbaglio, resta a secco. Ci puoi ricordare una fontana a secco a Catania? E quella di Tondo Gioeni? Risposta esatta. Catania, terra di paradossi, e chissà che per Pasquetta qualcuno non utilizzi il parcheggio di Milo per una rinfrescante scampagnata all'aria aperta. Beh, speriamo di no, davvero. Adesso parliamo di Pasqua, una Pasqua caratterizzata dall'assalto dei turisti nelle località più belle della Sicilia, ed è anche il giorno oggi del ritorno a casa dal nord Italia di tanti siciliani a bordo del Sicilia Express, il treno messo a disposizione dalla regione per i pendolari che vivono e lavorano al nord. Biglietti calmierati per combattere il caro voli. Il servizio di Francesco Triolo. Come è andato questo viaggio? Bene, siamo un po' stanchi, però bene, siamo arrivati, c'è il sole e quindi è andato bene, meglio della prima volta. L'aria e il sole di Sicilia per ritemprarsi dopo un lungo viaggio, i sorrisi all'arrivo a Messina del Sicilia Express, il treno che la regione ha allestito ancora una volta con la collaborazione di treni storici e feste italiane, ha riportato sull'isola tanti studenti ma anche famiglie che vivono al nord per trascorrere la Pasqua con i parenti. Lungo, intenso e bello. Benissimo, è stato divertentissimo, è stato proprio un ritorno a casa. La prossima volta macchine con un treno, per favore, un po' più largo. No, è andata bene, dai. Siamo divertiti ieri sera e abbiamo dormito più o meno. C'era divertimento, intrattenimento, quindi il tempo volava, non te ne accorgevi chissà quanto. Quante volte ti ho cercato? Biglietti calmierati, animazione, il segreto del successo del Sicilia Express versione pasquale, seconda esperienza dopo quella natalizia per combattere il caro prezzi dei voli aerei. In viaggio si è giocato a carte, si è mangiato con le degustazioni di prodotti tipici, si è cantato con la complicità dei testimonial a bordo del treno. Pensavo, ho detto chissà quanto dura, neanche il tempo, ci siamo praticamente ritrovati in Sicilia, abbiamo cantato, sorriso e con Mario abbiamo anche scritto una canzone che diventerà l'inno ufficiale del Sicilia Express. Ieri abbiamo fatto veramente un'esplosione di energia, di bellezza, di sorrisi, di canzoni, e quindi Sicilia Express è diventata anche una canzone che tra poco sentirete. E allora, in attesa di ascoltare la canzone del Sicilia Express, noi ci fermiamo, una piccola pausa, ritorneremo per parlare di calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina del calcio, colpo di scena in casa Messina, il tecnico Simone Banchieri è stato esonerato a meno di 48 ore dalla trasferta di Foggia. Ci racconta tutto Sergio Colosi. Alla crisi societaria si aggiunge anche quella tecnica. Nella tarda serata di ieri l'allenatore Simone Banchieri è stato esonerato. Al suo posto in panchina a Foggia andrà il vice Antonio Gatto. Banchieri è entrato in rotta di collisione con la squadra il direttore sportivo Domenico Roma, in un contesto sempre più delicato per le note vicende societarie. Domani in Puglia i giallorossi cercano i 3 punti per alimentare le speranze di giocare il play-out. Speranze però che potrebbero essere vanificate da una grave crisi societaria che non ha permesso mercoledì scorso di pagare ai tesserati stipendi e contributi, anche se la nuova penalizzazione dovrà essere scontata nella prossima stagione indipendentemente dalla categoria. I club giallorossi in un comunicato hanno parlato di fallimento premeditato con attacchi indirizzati ai vari attori della vicenda, Pietro Sciotto su tutti. Sono stati ringraziati invece gli imprenditori che hanno dimostrato attaccamento con la raccolta fondi che non è andata a buon fine, rivolto infine sostegno incondizionato ai giocatori, gli unici ad avere onorato la maglia.
Adesso parliamo del Catania che ha concluso la settimana di lavoro con un test contro il Modica, squadra di eccellenza, terminato con il punteggio di 4-0 in campo dirigenziale, accordo ai dettagli con Zarbano per il ruolo di direttore. Il servizio di Marco Carli. Dopo 5 giorni di lavoro intenso, nell'ultimo allenamento settimanale del Catania, la partitella con il Modica, squadra di eccellenza. I rossazzurri si sono imposti per 4-0, a segno Lunetta, Jimenez, Inglese dal dischetto e Stoppa. Dopo 2 giorni di riposo, il Catania tornerà ad allenarsi lunedì con 5 sessioni mattutine consecutive in programma al Cibalino e al campo Mazzola di Mister Bianco. Il tutto in vista dell'ultima di stagione regolare contro il Potenza. Appuntamento al Viviani, sabato alle 16:30. Ci arriva un Catania certamente convinto, che negli ultimi 2 mesi ha collezionato 19 punti in 10 gare, con 4 clean sheet nelle ultime 5, in cui i rossazzurri hanno subito reti solo dall'Avellino, prossimo alla promozione in B. I playoff sono un terno all'otto, ma la squadra che si è vista negli ultimi mesi, favorita da recuperi importanti, può dire la sua. Intanto i massimi dirigenti del club sono in Australia. Il vicepresidente Grella, insieme a Pelligra, ha assistito agli allenamenti del Perth Glory, altra società facente capo al gruppo dell'imprenditore italo-australiano. Una trasferta che può diventare occasione anche per parlare del futuro della squadra rossazzurra. 2 gli obiettivi. Il primo in ordine di tempo è l'arrivo del direttore generale. A quel che risulta l'accordo con Zarbano è già stato definito. L'ipotesi è di una durata biennale con il dirigente con tante esperienze in A, che potrebbe arrivare presto a Catania per cominciare a lavorare col club in vista della prossima stagione. E poi c'è Torre del Grifo. Dopo l'ennesima asta andata deserta, si attendono le mosse della dirigenza etnea, che potrebbe provare ad aprire con la curatela una trattativa privata. Adesso ci fermiamo, un'altra piccola pausa e poi ritorneremo con la parte finale del nostro telegiornale. Bentrovati ancora, non ci sono ulteriori aggiornamenti nell'ultima ora, dunque il nostro telegiornale finisce qui. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata a tutti.